Bentornati sul canale. Si proncia a tornare ai 90? Bene, allora andiamo. Ancora non sei Kenji. C'è che algamo là all'università per diventare che giusta la roba. Questa nostra professione la porterà di 4 belle scete, dove si aggiusterà varia roba e potrà poi ciulare con modandina. Eh sì, perché il nostro Kenji ha una teoria tutta ciò, per cui di modandine sapeva conoscere l'anima di scete che gli ha caso, e dato che lui è single e in cerca di amore, sgraffinerà tutte le modandine che troverà in giro, sia per collezione che per ricerca sociologica. Come Godic, andal giù si incontrerà 4 belle scete. La prima, Haruka, è la classica gnarella tutta innocentina che però la fa sempre di battute un po' maliciose. Poi sarà la volta di conoscere Nako e Yukari, due sorelle che vive insieme. A Nako è la sceta per giocare a calcio della sua zona e si sport e i compiti su. L'altra invece è Yukari, la classica tipa dolce e tranquilla con la Cinquater, visto che la ha una malattia e la soffre di amnesie. L'ultima tipa che anche conoscerà la sarà Anna, la classica figa de gomma, che anche in questo caso le può anche piena di sulci. Anna, nonostante tutti i suoi difetti, la si scoprirà i gappolè una strana passione per i mudande di altre fonne, olché al derfo il scenario di scambio di figurine col nostro protagonista. Giustata sola roba conosciuta di tipe, il Kenji organizzerà una giornata ai terme con i 4 scete per vedere a trovare l'amore della sua età o quantomeno a cercare di fare bene. Comunque alla fine di tutto, finale anni 90, con tipo in moto al Calà del Sul che fa riflessioni filosofiche e fide alla storia. Conosci della trama, parliamo un po' di come le fa su il gioco. Come avrei notato, la grafica la sa ispira a quella di anime di anni 90 e il gameplay è un mix tra una punta e schissa e una visual novel. Quando sarà nica di tipe, potrà girare per istanze e cliccare sui varie robe che hanno della K, sia per fare il nostro lavorare sia per cercare medande. Andel mentre comparirà i tipi con i quali potrà iga di dialoghi e catafoi risposte de daga in stile visual novel. Il gameplay porterà a interagire con i varie robe a distanze. Questo il più di volte porterà a situazioni strane che si risolverà con di game over, tipo te si sente sulla scagna attaccate da Muret. Per trovare medandine per fare riparazioni invece dovrà risolvere di semplici puzzle o di giochi. Il sonoro del gioco è lui di ispirazione in 90 e le armonizza bene del contesto. In conclusione, Pantasso Hunter è un bel gioco che forse si può slogare fa un po' di più, visto che per finire il gomettita doma sicure e gometti sicure perché se una frana con scette, se no podia finire in 4 ore e mezza, forse 3 ore. Il gioco mi ha stupito per la sua grafica e per queste atmosfere che un po' ai 90 e mi ha divertito specialmente nel scenario di Anna, perché la storia lì che poi la sciulai le medande mi era spiaciata. Quindi in conclusione il mio giudizio è Bergen Boy approve e cattivo quel gioco che il merita e la mia troll long. Va salute e anseta al prossimo episodio. Ma raccomande, parlano sempre la nostra bella lingua lombarda.